Comprendo. Vi ringrazio per la vostra disponibilità e mi presento, io sono Martina e quest'oggi faremo tutti insieme un esercizio per comprendere con il vostro aiuto se quello che abbiamo progettato è facile da usare e da comprendere. Non è assolutamente un test sulle vostre capacità informatiche, per cui state molto sereni. È una semplice verifica che le etichette, i pulsanti, i testi utilizzati, le informazioni rappresentate siano comprensibili alla maggior parte delle persone. Quindi cosa faremo? Abbiamo un breve sondaggio diviso in 5 domande e per ciascuna domanda c'è una immagine della nostra piattaforma informatica. Per ciascuna immagine io vi racconterò lo scenario, quindi i motivi che vi avrebbero spinto ipoteticamente a raggiungere questa piattaforma e quali passi avreste eseguito. Dopodiché vi chiederò di rispondere ad alcune domande che possono essere chiuse o aperte. Queste domande chiuse, quindi quelle con delle risposte già fornite, dovete selezionare semplicemente la risposta che ritenete più esatta, mentre per quelle aperte vi chiederemo di scrivere un vostro commento. Dopo aver votato, attendete il mio ok e poi si procederà alla domanda successiva, premendo il pulsante avanti. Così procederemo tutti quanti insieme e allo stesso passo. Ci sono domande? Tutto a posto? Avevano solo il dubbio, gli esperti delle associazioni avevano il dubbio che si partisse subito con questa parte. In realtà prima facciamo la presentazione su che cos'è la piattaforma del volontariato, ovviamente. Ok. In realtà se volete presentarla, presentatela pure senza problemi, altrimenti io ve la presento brevemente mano a mano che si procede con il test. Cioè, prima di farvelo fare vi dico un attimino che cos'è. Ecco. Introduzione, direi. No, facciamo prima l'introduzione funzionale, diciamo così, perché giustamente la platea non conosce proprio minimamente ancora la nostra proposta in termini funzionali, e poi andiamo invece sul test, direi. Va bene, va bene. Allora, procedo quindi? Sì, facciamo noi col PPT le slide. Va bene. Adesso Allora vi lascio fare... condividiamo le slide. Grazie. Va bene. Ok. Sì, buongiorno. Sono la dottoressa Lavanda, sono il dirigente della direzione informatica del Comune di Verona, che è autorità urbana nell'ambito del progetto My City, che è un progetto ambizioso, importante, molto impegnativo in termini proprio di tempo e di risorse che ci vanno dedicate. E proprio a tal proposito lascio immediatamente la parola all'ingegner Pasquali e a seguire alla dottoressa Genovizi, che all'interno proprio della direzione informatica si stanno prodigando, stanno partecipando a tutte le riunioni e stanno lavorando in modo attivo e fattivo a questo progetto, e meglio di chiunque altro all'interno del Comune di Verona lo conoscono in tutti i dettagli particolari. Quindi parlerà inizialmente l'ingegner Pasquali per fare una presentazione generale, una carrellata generale, poi più in dettaglio sui LED la dottoressa Donatella Genovizi. Lascio loro la parola. Grazie Barbara. Veramente solo 2 minuti per riassumere un po' quello che è stato detto, ma è per tentare di capirlo più da vicino in merito a quello che si sta effettivamente realizzando. Sono 20 servizi divisi in 2 grossi ambiti, che sono quelli legati ai servizi sociali e altri legati alla mobilità. Vuole essere solo un inizio, nel senso che sono i primi 20 servizi che andremo a realizzare all'interno di una piattaforma che ha un obiettivo molto ambizioso, che è quello di diventare un po' standard di riferimento per tutti i comuni della Regione Veneto nell'erogazione dei servizi digitali. Infatti vorrei ricordare che l'acronimo LED
sta a significare proprio i livelli essenziali dei diritti digitali, che è un acronimo che ogni tanto devo andare a ricordarmi anch'io, perché non so mai cosa voglia dire. Questa parola vuol dire proprio, esatto, livelli essenziali dei diritti digitali. Quali sono quindi i servizi trattati all'interno degli obiettivi di questo progetto? Beh, allora, come abbiamo detto prima, è quello di creare un unico punto di accesso per tutti i servizi, non solo per il Comune di Verona, ma per tutti i comuni della Regione Veneto. Si inizia da 5 aree urbane, ma poi con l'idea di estenderlo all'intera realtà regionale. E qua si inserisce tutto il tema dell'interoperabilità dei sistemi, che adesso vi evito, ma che è un tema molto pesante, perché bisogna far sì che i sistemi informatici di tutte le città, sia quelli più grandi che quelli più piccole, si parlino tra di loro e che tutti insieme riescano a parlare con la Regione Veneto. La sintetizzo in due parole, ma è effettivamente un tema molto complesso. Per far questo bisogna anche iniziare a standardizzare tutti i servizi, perché una delle difficoltà che abbiamo notato è che il Comune di Verona, per erogare un certo servizio, adotta certe regole che non sono le stesse che adotta il Comune di Vicenza per erogare lo stesso identico servizio. Quindi prima ancora di un processo tecnologico c'è un processo organizzativo che deve essere fatto proprio per mettersi d'accordo. Sembra una banalità, ma non lo è, perché uno dice, ma caspita, è lo stesso identico servizio, come può essere che Verona lo fa in un modo, Vicenza lo fa in un altro comune in un altro ancora? Eppure è così. Quindi si coglie l'occasione della digitalizzazione dei servizi per fare anche una riorganizzazione tra comuni per decidere come erogare appunto questi servizi qua. I due punti fermi che si vuol mantenere per realizzare questi servizi sono proprio quindi la sostenibilità e la vivibilità. Sostenibilità nel senso che non si vuole realizzare qualcosa che rimanga in piedi il tempo del finanziamento, ma che poi effettivamente sia un progetto che sta in piedi con le proprie gambe, che quindi prosegua, perché abbiamo purtroppo tante esperienze di progetti che sono stati realizzati finché c'era il finanziamento, ma che poi alla fine sono rimaste un po' lettera morta. Ecco, questa è una cosa proprio assolutamente che si vorrebbe evitare. E l'altro grosso tema è quello della vivibilità, cioè cerchiamo di realizzare dei servizi che effettivamente ci aiutino a vivere al meglio la nostra città, e non solo la nostra città, ma tutta la regione. Questi sono i due grossi filoni. Come hanno detto i relatori in precedenza, gli attori coinvolti in questa prima fase sono 5, diciamo così, principalmente, che sono le autorità urbane, ma che a loro volta sono composte da una miriade di altri comuni. Li vedete qua, praticamente sono in totale 28 comuni, non si copre ancora tutta la regione Veneto, ma ci si sta arrivando, vedete che rimangono fuori le gambe e la testa della pecora, diciamo così, ma il corpo è quasi tutto coperto. Quali sono i servizi trattati? Allora, come dicevamo prima, i due grossi temi sono i servizi in ambito sociale e la mobilità. Per quanto riguarda i servizi in ambito sociale, che è un po' il tema che guarderemo meglio oggi, riguardano il registro delle fragilità, la piattaforma del volontariato e i contributi economici un tantum. Io vado velocissimo perché dopo comunque queste cose qua le vedremo meglio nel questionario, nel piccolo questionario che poi farete. Per quanto riguarda il registro delle fragilità, non si tratta altro di costruire un unico database che contiene tutte le informazioni legate alle persone che in qualche modo presentano delle fragilità maggiori e che sono distribuite sul nostro territorio. Anche questa sembra una banalità, ma invece è importante avere un database consultabile che ci consente di avere subito un'immagine delle persone alle quali andare a indirizzare determinati servizi, soprattutto quelli che hanno una maggior fragilità. L'altra piattaforma che si vuole realizzare è quella relativa al volontariato, quindi di fare un portale informativo che raccolga tutti gli enti che operano nell'ambito del volontariato e, in terza battuta, creare degli strumenti che consentano
ai cittadini di andare a richiedere i contributi che di tot ogni tanto le amministrazioni rendono disponibili alla cittadinanza, proprio per aiutare le persone che sono maggiormente in difficoltà. Ci sono altri servizi che poi verranno realizzati, che riguardano i servizi educativi integrati scolastici, in particolare l'iscrizione ai servizi pre e post scuola. Mi vengono in mente l'iscrizione ad esempio ai centri estivi ricreativi, piuttosto che altri servizi nell'ambito del trasporto scolastico, mense e così via, ce ne sono mille altri. Poi vabbè, ci sono tutto un tema che riguarda gli enti e l'organizzazione del territorio, quindi mettere in piedi un meccanismo attraverso il quale possono essere fatte domande di iscrizione agli albi delle associazioni, richiedere informazioni in merito a cosa fanno le associazioni e via così. E poi un ultimo grande tema che è quello dell'agenda, cioè dare la possibilità di prenotare appuntamenti, consulenze e quant'altro, le amministrazioni rendano disponibili, ma non solo le amministrazioni, anche le associazioni di volontariato, alle persone che in quel momento chiedono di poterne usufruire. Questo era per quanto riguarda la parte dei servizi sociali. Per quanto riguarda i servizi della mobilità, e qua vado molto veloce perché è un tema che magari verrà affrontato più in dettaglio in un altro tavolo, stiamo realizzando dei servizi per l'accesso in ZTL per quanto riguarda le persone fisiche, ma non solo, anche per le persone giuridiche, quindi tutte le società, e soprattutto stiamo cercando attraverso questi servizi di rendere più semplice e agevole la richiesta di questi permessi per poter entrare nel ZTL da parte delle persone che hanno problemi legati alla loro disabilità, quindi il contrassegno unico dei disabili europei. Anche questo per rendere omogenei i servizi e soprattutto le richieste che vengono fatte, perché un disabile non debba fare la stessa domanda per poter entrare in ZTL del Comune di Verona piuttosto che spostarsi a Vicenza e dover fare un'altra domanda per entrare nella relativa ZTL. Ecco, io qua mi fermerei e lascerei la parola alla dottoressa Genovizzi, che entra più nel dettaglio di ogni singolo servizio e così si riesce a capire meglio cosa stiamo facendo. Grazie. Buongiorno a tutti. Entriamo adesso nel dettaglio in realtà del servizio di cui voi siete associazioni, per cui associazioni di volontariato, per cui parleremo più nel dettaglio del servizio della piattaforma del volontariato. La piattaforma del volontariato è quindi un archivio che mette insieme due esigenze. L'esigenza dell'associazione di volontariato di recepire dei volontari che facciano parte del proprio, che possono aiutarle, diciamo, nella propria missione, e l'esigenza e la volontà del cittadino che vuole effettuare un'esperienza di volontariato. Questo, diciamo, è quello che la missione della piattaforma del volontariato. Allora, il primo passaggio ovviamente sarà l'iscrizione di queste associazioni in un archivio di associazioni di volontariato, per cui tramite un portale d'uso, diciamo, un portale di inserimento, che è la My Intranet messa a disposizione dalla Regione Veneto, l'operatore dell'associazione di volontariato entra in questa piattaforma e iscrive la propria associazione in questo registro, dandole, diciamo, i caratteri salienti dell'associazione, quindi la denominazione, di cosa si occupa, descrivendo l'associazione stessa. Questo è il primo passaggio, quindi la creazione dell'anagrafica dell'associazione. Il secondo passaggio, cosa succede? Quando l'associazione si è iscritta a questo archivio, automaticamente l'operatore dell'amministrazione comunale può vedere tutte le associazioni che si sono iscritte nel proprio territorio. Per cui
è un passaggio automatico a questo punto. Sempre tramite la My Intranet, l'operatore dell'amministrazione comunale può avere quindi subito evidenza delle associazioni di volontariato che operano sul proprio territorio. A questo punto, nel terzo step, l'operatore dell'associazione può richiedere dei volontari, cioè può aprire delle posizioni tramite un tasto, diciamo, l'associazione di volontariato può richiedere dei volontari, quanti volontari, i requisiti dei volontari, il periodo di tempo che il volontario serve, cioè qual è diciamo, quanto diciamo, il volontario deve essere presente per l'intervento che l'associazione si prescrive. Per cui c'è un tasto in cui l'associazione apre queste posizioni di disponibilità di volontari. Sempre una volta aperto questa posizione, nello step numero 4, l'amministrazione, sempre tramite la My Intranet, può avere evidenza di tutte le associazioni che hanno aperto delle posizioni, quindi delle ricerche di volontari. Quindi c'è sempre questa sinergia tra l'associazione e l'amministrazione comunale, senza che nessuno debba fare niente, cioè la cosa è automatica. Salvata l'apertura della posizione, l'amministrazione comunale ha piena evidenza della ricerca della posizione. A questo punto, nello step 5, c'è proprio il core di questo servizio, cioè l'abbinamento tra il cittadino volontario che vuole aprire questa esperienza di volontariato e la necessità dell'associazione di reperire volontari. Per cui il cittadino a questo punto, tramite il proprio portale, che è quello della MyPA, entra nella MyPA e ovviamente autenticandosi con lo SPID. E questo cosa vuol dire? Autenticarsi con lo SPID vuol dire che lui si porta quindi tutte le sue caratteristiche salienti, comprese le informazioni quindi di residenza che non deve riscrivere. Quindi autenticandosi con lo SPID lui può vedere tutte le posizioni aperte all'interno del proprio territorio. Quindi può vedere tutte le associazioni del proprio territorio che ricercano volontari e quindi può anche scegliere, diciamo, trovare quella che è la posizione più consona alle proprie aspettative di volontariato. Quindi nello step numero 6 il cittadino visualizza come si seleziona la posizione di interesse e premendo un tasto candida gli si apre un form tipo come quelli che vedrete voi quando farete la vostra esercitazione, in cui metterà le proprie caratteristiche, in cui descriverà il proprio curriculum, le proprie esperienze lavorative, ciò che lui sa fare e il tempo che mette a disposizione dell'associazione. Ovviamente, come dicevo prima, siccome il cittadino si è visualizzato, ha avuto accesso tramite lo SPID, non dovrà reinserire le informazioni di residenza, perché queste verranno reperite automaticamente tramite la NPR. Salvato questo form, ovviamente, anche in questo caso, automaticamente la sua candidatura è disponibile, sarà disponibile all'operatore dell'amministrazione comunale che potrà visualizzare che c'è stata una candidatura all'associazione, ma soprattutto verrà mandata ovviamente in maniera automatica all'associazione stessa. Per cui nell'ultimo step l'associazione vede la candidatura, ovviamente a questo punto fuori iter l'associazione potrà fare le verifiche necessarie, non so, avvierà dei colloqui piuttosto che... E una volta che le sue verifiche hanno avuto esito positivo,
potrà accettare la candidatura e a questo punto l'evidenza verrà data anche all'amministrazione comunale, che potrà vedere tutte le candidature che sono state, che hanno avuto esito positivo. Ecco, questo diciamo nel dettaglio quello che sarà il workflow della piattaforma del volontariato. Una delle 20 dei 20 servizi messi a disposizione della regione e che nel nostro caso vi interessano, perché voi siete tutti associazioni di volontariato. Ecco, noi abbiamo finito. No. Ah. Ecco, noi abbiamo finito come presentazione. Se volete... Senti i tuoi colleghi. Sì, eccomi. Va bene, possiamo procedere con il questionario a questo punto? Ok, perfetto. Lì in sala ci dovrebbe essere una mia collega che nel caso ci fosse qualche problema darà una mano a inquadrare i QR code e quant'altro. Sì, allora trovate sui tavoli i QR code che si possono inquadrare semplicemente anche con fotocamera, non serve per forza l'applicazione Ok, QR code reader. Vi ridireziona a una pagina web che è un documento Google e fermatevi lì, solo al link alla esatto. prima pagina che vi mostra. Esatto, esatto. Adesso io vi rifaccio una breve introduzione e vi spiego un po' quello che è lo scenario in cui siete, ok? Allora, tornando un po' al discorso che ho introdotto prima, adesso avremo un breve sondaggio che sarà diviso in 5 domande e per ciascuna domanda ci sarà un'immagine di questa piattaforma informatica. E io per ciascuna immagine vi racconto lo scenario, quindi i motivi che hanno spinto una persona come voi a raggiungere la Aspetta un piattaforma. attimo, scusami Martina, Sì? aspetta un attimo che vediamo nel concreto se riescono a collegarsi tutti perché Ok, altrimenti non ti ascoltano. ok, non c'è Aspetta un problema. secondo, Ditemi se ci riuscite, io nel frattempo vi condivido anche il mio schermo, così vedete la prima pagina in ogni caso proiettata in qualche modo. Allora, eccoci qua, ok. Quindi voi adesso dovreste vedere. Ok, la prima pagina del questionario, poi ditemi quando ci siete. Come va? Ok. Ok, io aspetto che mi diciate quando siete tutti connessi. Mi sentite? Scusate, mi sentite quando parlo? Io ti sento. Ok,
Ok, perché non ho feedback dalla sala. Mm. Ok, scusate, dalla sala mi sentite? Siete riusciti a connettervi? Martina, scusa un secondo. Sì. Stiamo facendo in modo che tutti i partecipanti possano accedere al questionario online Va mandandoglielo bene, per cui ottimo. attendiamo un attimo che siamo tutti allineati. Va bene, va bene. Mi sapete Grazie. dire quanti partecipati siete? Sì, sì, diciamo noi quando partire. Ok, ok, va bene, vi aspetto. Va bene, possiamo partire allora. Va bene, ok. Allora, io intanto a questo punto vi condivido anche il mio schermo. Ok? Dovreste vedere... Ok. Dovreste vedere la prima pagina del questionario, la vedete? Ok. Facciamo un altro check, mi sentite tutti? Mi sentite? Sì, 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 sentiamo, vai Ok, pure. perfetto, perfetto. Allora, riprendo brevemente con l'introduzione. Dunque, allora, noi abbiamo questo questionario che ha 5 domande, più di seguito qualcuna che però non è riferita al sistema informatico. Per ciascuna domanda c'è una immagine della nostra piattaforma e per ciascuna immagine, quindi per ogni domanda, vi racconterò lo scenario, quindi quelli che sono i motivi che vi hanno spinto, che vi avrebbero spinto ad arrivare fino a lì. Le domande possono essere chiuse o aperte, per le domande chiuse segnate quella che vi sembra la più corretta, per le domande aperte vi chiedo di lasciare un breve commento esplicativo. Vi ricordo che non è un test sulle vostre capacità informatiche, quindi state molto tranquilli e rispondete quello che vi sembra più sensato. Detto questo, dopo aver votato, attendete il mio ok per procedere alla domanda successiva. Così possiamo procedere tutti insieme. E a quel punto, quando tutti avremo votato la risposta che pensiamo sia più corretta, andremo tutti insieme avanti e così procederemo insieme. È tutto chiaro? Sì, Martina, io volevo chiederti se era possibile mettere anche il link in chat, così almeno anche per le persone che Certo. Allora partecipano possono... ve lo prendo e ve lo aggiungo, datemi un secondo. Allora, lo metto qua. Grazie. Ok,
Allora, abbiamo mandato il link. E, di nuovo, va bene. A questo punto io vi descrivo lo scenario, se c'è qualche domanda, qualche cosa che non vi è chiaro, appena finito chiedete pure senza problemi. Allora, siamo su MyPA, quindi la piattaforma digitale di servizi e informazioni per cittadini e imprese. Grazie a MyPA e al suo motore di ricerca potrete trovare informazioni sui servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni regionali. È suddivisa questa applicazione in un'area pubblica, quella che stiamo vedendo, e un'area personale dove ogni cittadino può gestire il proprio rapporto con la pubblica amministrazione, in un ambiente che è aggiornato, sicuro e veloce. Nella home page, che è quella che noi stiamo vedendo, sono presenti diversi servizi di ricerca, quindi abbiamo un motore di ricerca, che è questo qua, poi abbiamo un assistente digitale, che abbiamo chiamato Marco, e la mappa della Regione Veneto. Ora vi chiedo uno sforzo di immaginazione e di immaginare di essere Giovanna, quindi una donna di 45 anni, sposata con 2 figli, e vive a Thiene. Giovanna lavora da tempo part-time e ha dei figli che sono abbastanza grandi e autonomi e quindi ha deciso di dedicare una parte del suo tempo libero a un'attività di volontariato. Le piacerebbe quindi essere di supporto alle persone fragili del proprio comune e, conoscendo MyPA, sta provando a cercare quali associazioni di volontariato sono attive nel suo territorio. Ok, questo è lo scenario. Aspetta un attimo Martina, aspetta un attimo che faccio io il recap, perché sei andata un po' veloce, siccome non vediamo la tua faccia ma vediamo solo l'applicazione è difficile ok, pensavo faccio un vedesse anche il attimo viso. io il recap in sala. Va bene, allora, va bene. Questa è una prima interfaccia che potrebbe vedere la persona che vuole dare la disponibilità a rispondere a una posizione aperta del volontariato. Allora Martina diceva, immaginate che siete questa persona che ha del tempo libero a disposizione, ecco magari una donna quarantenne con 2 figli ne ha poco, lo sappiamo tutti. Scusa Martina perché qui siamo molte madri e quindi sappiamo che è un po' difficile dedicare del tempo anche alle associazioni di... Ok. Forse Martina non ha figli. Martina non hai figli? No, non ho figli. Ecco. Molto benestante che ha delle babysitter. E quindi si ritrova con questa disponibilità di tempo, atterra per la prima volta sulla pagina dove secondo voi andrebbe a cercare l'informazione per poter rispondere ad un'eventuale posizione aperta da parte delle associazioni di volontariato. È corretto Martina? Esatto, giusto? la domanda è, volete cercare un'associazione di volontariato vicino al comune di residenza ovviamente, che si occupi di persone con fragilità. Quindi la domanda è, qual è l'opzione di ricerca che utilizzereste per prima? Esatto. Una di quelle del bullet point. Guardate bene la pagina, sceglietene una e poi fate next. Non fate ancora next, no. Quando l'avete scelta aspettate, ok? Così procediamo tutti insieme. Dobbiamo comprare qua? No, dovete solo cliccare su una delle proposte. Praticamente quelle lì sono immagini statiche, per dirla. È solo un test per dire... No, bisogna mettere qua cosa faresti, non tanto cliccare. No, allora, ribadisco un attimo, no perché non era chiaro. Quello che vedete esposto nella parte sopra della pagina è come se fosse un'immagine ferma che vi dice come sarebbe questo sito. Sotto, se tu scrolli, vai, alla fine c'è un bullet point dove semplicemente date la vostra preferenza. Non è farlo fisicamente perché è un'immagine ferma, non funzionerebbe. Scusa. Doveva mettere un esempio più complesso perché la donna di 45 anni magari mette
Ma siamo qui proprio per questo, cioè voi dovete, Sì. le risposte che ci date dovete farle proprio sulla base del target di utenza che voi conoscete, no? Quindi non è tanto voi che siete magari bravissimi già nel fare questo, ma siamo qui proprio per dirvi, ma guardate che così questa cosa non si capisce, sarebbe meglio farla così perché io ho degli ultrasettantenni e quindi diventa difficile. Ok, siamo tutti pronti, Martina, Siamo tutti possiamo fare pronti? next? Va bene, io adesso segnerò una risposta a caso, voi non fateci caso e andiamo avanti. Fate tutti next. Avanti. Ok, andate tutti avanti. Sì. Vai Martina. Va bene, adesso avete la seconda domanda, quindi sempre riferito a quell'immagine che abbiamo visto insieme, qual è l'opzione che utilizzereste per seconda? Per cercare questa associazione di volontariato vicino al vostro comune. Voi segnate la vostra risposta, quando l'avete segnata tutti, me lo dite e andiamo tutti insieme avanti. Ok, ci siamo, andiamo avanti. Va bene, andiamo avanti. Allora, adesso vi descrivo un altro scenario. Questa è sempre un'immagine statica di quello che vedreste. Allora, in questo caso noi facciamo finta che voi abbiate scelto di utilizzare il motore di ricerca e quindi avete inserito come chiave di ricerca la parola volontariato, indicando poi nei filtri come comune di residenza Tiene. Ora, vi proponiamo una serie di risultati relativi alle associazioni di volontariato che operano nel comune di Tiene. Se guardate l'immagine statica, vi chiedo di rispondere a questa domanda. A vostro avviso, il sostegno del comune alle attività, allora questo, scusatemi, vi chiedo di rispondere a questa domanda, che è, pardon, il sostegno del comune alle attività vale 100.000 euro. Pubblicato il bando. Secondo voi questa frase, questo pezzo qua, è un servizio o una pagina informativa? Vi chiedo poi di scegliere qua sotto qual è la risposta più sensata secondo voi. Ovviamente se ci sono dubbi, domande, chiedete assolutamente. Scusami Martina, ci siamo distratti un attimo, ripetici qual è la domanda per cui dobbiamo scegliere una di queste tre proposte. Allora, va bene. Allora, la domanda è, voi avete questi risultati, sono vari. C'è anche questo risultato qui, che è il sostegno del comune all'attività vale 100.000 euro, pubblicato il bando. Questo vi faccio vedere. Secondo voi questo risultato è un servizio o una pagina informativa? Ok, dice, questo titolo qua del comune di Tiene, il sostegno del comune alle attività vale 100.000 euro, è stato pubblicato un bando. Secondo voi, scritto così, è un servizio, una scheda informativa oppure non si capisce? Può anche fare non si capisce. Il sostegno del comune delle attività vale sempre. Io non capisco. Perché sono segnali importanti, quindi No, certo. Vado avanti? Sì. Aspettate per andare avanti. Ok. Avete segnato tutti? Sì. Ok, andiamo avanti. Va bene. Ok, caricato, perfetto. Adesso siamo sempre nella pagina dei risultati, che sono questi qua, che vedete qua sotto. Secondo voi, quale dei risultati che vedete porta, facendo clic sul relativo pulsante, a una pagina di dettaglio dove sono elencate le posizioni di volontariato aperte dalle associazioni che operano nel comune di Tiene? Quindi, guardando questi risultati, secondo voi, quale vi porta una pagina sulle associazioni di volontariato di Tiene?
Quindi dai titoli che vedete in verde, secondo voi, in blu, scusate, quali sono? Ma cos'è ancora l'altra? E poi queste sono le risposte che potete inserire. Non va avanti. No, col next c'è apparsa ancora la vecchia Andate domanda. avanti, probabilmente è stato un errore. Infatti l'ho visto anch'io. Okay. Sì, allora, sì. mettete, devi per forza cliccarne una. Mettiamo servizio, dai. Ok. Avanti. E adesso invece nelle domande alla Associazione famiglia fine. adottiva, sempre quella, sai. Ma nella... Ok, perfetto. Ecco. Tutti i risultati positivi portano ad una pagina dopo che ho visualizzato una pagina. Un attimo Martina, perché è lunga, sono troppo lunghe le non c'è risposte. problema. Sono lunghe, lo so. Ma prendetevi il vostro tempo senza problemi. Allora, ripeto però la domanda perché magari dalla risposta non è chiara. Leggendo questi titoli in blu, secondo voi quale, uno o più, e quali sono, secondo voi dovrebbero portare al servizio che ha descritto la dottoressa Genovizzi, cioè quel servizio dove il cittadino può candidarsi a una posizione aperta di un'associazione di volontariato? Questa è una pagina con tante informazioni. Secondo voi, le domande, scusa, scrolli sulle domande così ce le abbiamo anche in schermata. Ok. Tutti questi titoli blu portano a una pagina dove il cittadino può vedere le posizioni aperte. Solo uno di questi titoli porta ad una pagina dove è possibile vedere le posizioni aperte. Solo 2 di questi titoli portano alle rispettive pagine per visualizzare le posizioni aperte, oppure non si capisce. La risposta può anche essere non è chiaro. Potete scrivere anche un commento se volete, proprio nell'ultima, senza problemi. Io metto nel febbraio. No, ma sono informazioni molto utili perché magari c'è una persona sviluppando... Che il volontariato è anziano, il volontariato. Una 45enne con 2 figli, lo so. Capirai. Non so neanche io 2 piccoli. Ci ammazziamo subito. Ok, andiamo avanti. Va bene, andiamo avanti tutti. Ora. Okay, va bene. Allora abbiamo questa nuova pagina e quindi ora vedete una pagina dedicata con l'elenco delle associazioni che stanno cercando nuovi volontari. Quindi voi volete applicare dei filtri a questa ricerca, quindi che ne so, filtrarlo per quelli che sono più recenti o altri tipi di filtri. Vi chiedo di osservare appunto questa immagine statica e poi di rispondere qua sotto. Quindi la domanda è: dove fai clic per applicare altri filtri alla ricerca? La risposta la potete scrivere qui sotto brevemente. Allora, qui abbiamo una pagina risultante di tutte le associazioni che potenzialmente hanno candidati aperti. La domanda è: come faccio posso filtrarli? E Martina ci ha detto sì, esiste uno strumento all'interno di questa interfaccia, all'interno di questa pagina dove è possibile filtrarli. Ma dove secondo voi bisogna cliccare per applicare questo filtro? La risposta potrebbe anche essere non si capisce dove devo filtrare, quindi sempre in maniera molto tranquilla. Guardandola tutta, guardando i pallini, i pallotti, sto un po' pilotando la risposta. Questo non si può. La risposta è da mettere nel campo libero. Esatto, l'operazione che tu hai fatto cliccando lì basta indicare nel campo libero il cerchio in basso a destra. Indicherei il cerchio in basso a destra.
Ok. Perché la risposta è solo aperta in questo caso, Martina. Sì, è solo aperta, cioè voi potete anche dire, non lo so, potete dire ma secondo me è quel pulsante, secondo me è questo, quello che volete. L'operazione che stava facendo deve però scrivere. Sì. E cosa scriviamo? Sì. Una di queste? Clicco sul pulsante, no, proprio No, da no, scrivere. questo? No, però è da scrivere. Sì, ma cosa scrivere? Clicco sul pulsante in basso a destra. Ok. Perché adesso non fa niente quel pulsante perché è un'immagine, però serve per capire se quel pulsante si capisce o no, per intenderci. Avanti? Sì. Va bene. Siamo. Allora, va bene, allora andiamo avanti. Va bene, allora siamo riusciti a raggiungere questi filtri. Era proprio quel pulsante perché vedete che sì. Esatto, eccoci qua. Allora avete questa immagine statica come le altre e potete vedere che è già stato impostato sul comune di Thiene il filtro ente. Se volessi visualizzare solo le richieste di volontariato destinate ai giovani, dove cliccherei? Qui sotto ci sono delle opzioni, scegliete quella che vi sembra più sensata. Quindi, ripeto, siamo riusciti ad arrivare ai filtri? Sì, solo una. Esatto, vogliamo cliccare vedere solo le richieste destinate ai giovani. Allora, quindi nella pagina si ottengono questi titoli che sono espandibili col più. Secondo voi in quale di questi bisogna andare per trovare le associazioni che sono destinate, che erogano attività destinate ai giovani? Attività, destinatari, settore oppure non lo so. Esatto, come sempre. Ci siamo fatto? Fatto? Ottimo. Benissimo. Ah sì, io tutto questo. Ok. Va bene, adesso la parte di test è finita. Qui giustamente dicono, ma come abbiamo tutti 45 anni, ce l'hai detto tu nello scenario. Ma era solo una finzione. Okay. Va bene, adesso abbiamo quest'ultima parte che è un po' anagrafica, così per avere un'idea. Anonimi comunque. Vabbè, tanto. Va bene, adesso vi chiedo di compilare. Sì, è un questionario perché serve, siccome i risultati vengono elaborati con le sessioni che ci sono in parallelo anche con gli altri comuni, per avere un risultato statistico era interessante incrociare anche i dati anagrafici e questo tipo di informazione. No, ultima domanda, rispetto al risultato oggi, consiglieresti l'utilizzo di un per cercare il servizio di formazione? Non lo consiglierei, sì, io lo consiglierei, come faccio a scriverlo? Allora, è una scala per cui se è okay. Proprio perfetto, diciamo, una cosa che consiglierei molto è 10, ok, perfetto. Se volete mettete un commento. Va bene, io ovviamente non compilo tutto, altrimenti inquino i risultati, perché io so tutte le risposte e non ha senso che lo faccia io naturalmente. Martina, scusami, la restituzione dei risultati è nella plenaria delle 12:15? Sì, sì, esatto. Adesso quando avete finito e fate avanti, avete concluso tutti quanti, sì, abbiamo finito in realtà. Submit, e quindi siamo in pausa o possiamo accelerare l'altra? Penso che bisogna aspettare anche gli altri però, perché non so come sono messi in questo momento. Guarda qua, finché ero qua. Ah, non riuscite a rimanere per la restituzione? Vabbè, però tanto abbiamo le loro mail. Abbiamo la mail, quindi possiamo inviare anche i risultati, il materiale e i risultati, certo, assolutamente. Ah. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Allora avete inviato tutti, no?
volontariato siamo io e loro due, basta, tutti gli altri sono Non lo so, devo chiedere alla dottoressa perché io sono della... E chiedeva se appunto ci sono altre persone del volontariato. ragazza Adesso glielo chiediamo. Il volontariato è fatto Scusa. di persone grandi, per dire vecchie, che non hanno molta dimestichezza, anche se io grazie al cielo mi rabatto, dico solo così, mi rabatto con l'aiuto. Certo. Ok, scusate, mi sincero soltanto che il test l'abbiate compilato e inviato tutti. Anche se... Scusa Martina, non ti abbiamo sentito perché stavamo discutendo. No, figuratevi, era per sapere se il test è stato inviato da tutti. Sì, se... sì, e Perfetto, alcune persone perfetto. hanno dovuto andare perché avevano già altri impegni, però magari troviamo il modo di restituire poi i risultati a tutti via mail. Sì, una domanda, in quanti erano a fare il test in tutto? E di associazioni erano 4, però il test l'hanno fatto anche addetti al settore, cioè persone del comune, perché Ok. abbiamo allargato come test di usabilità. Ma in Il tutto numero è più alto. Ma in tutto quanti eravate? Perché a me avevano detto che sareste stati in 7, però forse di più? Aspetta un attimo Martina che faccio un breve giro di tavolo per darti il numero. Grazie mille. Secondo te in quanti hanno fatto? Ho la diretta con mio nipote, faccio il mio computer a lui. Che poi con Plastic Free cosa è successo? Che loro erano Gmail, io ho Hotmail. Allora ho dovuto creare un altro account. Che storia. Indicativamente ti direi 7, però non ho la certezza. Ti dico anche che per esempio in un caso l'utente è entrato e uscito e quindi le prime 2 domande le ha rifatte. Ok. Aveva perso un attimo la connessione con il processamento del questionario. Va bene, ma non c'è problema, penso. Per darti un ordine di grandezza, 7-8 dovrebbero essere rispondenti. Ok, va benissimo. Va bene, allora vi ringrazio. A te. A questo punto ci rivediamo poi in plenaria. Ok, ciao. Grazie mille, ciao.